Acchiappa l'idea! Oggi facciamo assieme dell'uva per presepe. Bentornati amici ed amiche qua su un video di Acchiappa l'idea. Oggi vediamo insieme come fare dell'uva con la cera per fare le nostre miniature per presepe. Ultimamente ho fatto vari video che trovate poi sul canale di altre minuterie di cera, mi sono un attimo specializzato e questo qua dovrebbe essere l'ultimo per questa serie, poi dal prossimo inizieremo a fare altri progetti. L'uva l'avevo già realizzata circa un anno e mezzo fa unendo dei granelli di pepe e colorandoli poi con l'acrilico una volta che l'avevo fatta. Di per sé non era venuta malissimo, però fino a un certo punto, ecco. Con la tecnica che vediamo oggi viene l'uva perfetta, diciamo che è la tecnica che viene utilizzata dai mastri presepisti napoletani che appunto fanno le minuterie di cera. Nel prossimo video spero di riuscire a darvi delle news perché ci sono in ballo dei progetti e magari riesco a darvi informazioni, ma per adesso aspettiamo, che non sappiamo se riusciamo a concretizzare queste belle novità. Detto ciò, scheda progetto per questo progetto qui. Grado di difficoltà 4 su 5, tempo necessario 3 su 5, costo del progetto 1 su 5. Come avete potuto sentire dalla scheda progetto è un pelo complicato, però il risultato secondo me ne vale davvero la pena. Detto ciò, da cosa partiamo? Dalla nostra cera tinta, quella con o la cera del galvanino o il pan di cera, la cera modellabile da artista. Come tingere questa cera qui l'abbiamo già vista in un video precedente, direi quello ananas e banane, quindi se avete bisogno di un'introduzione su quello ve l'andate a vedere lì. Questa volta utilizzeremo quest'altro strumento, questo qui, che è un reggi oggetti quando si fanno le saldature. Quindi si metterebbero qua magari due fili che bisogna stagnare e poi dopo con lo stagnatore si vanno appunto a unire. Però per noi è molto comodo perché ha questi due braccetti e questa basetta che lo tiene solido. E a cosa ci serve? Ci serve per creare il pentolino con una candelina sotto, un altro ciotolino, sempre di candelina, e per ottenere quindi della cera liquida. Come ciotolini possiamo usare anche le lattine, e appunto qua abbiamo la scorta delle nostre candeline. La prima cosa però che bisogna fare per fare l'uva è quella di creare i singoli acini, perché sono da fare uno per uno, è un po' impegnativo. Adesso vi faccio vedere come si fa. Bisogna prendere un pezzo di filo da elettricista, quello appunto filo elettrico, e sguainarne, diciamo togliere la guaina di un'estremità. Si ottengono, come vedete, questi fili qui, i filini dentro, e si taglia qui, e questi filini qui sono la base con il quale si costruisce il singolo acino. Quindi bisogna prendere mi manca un oggetto, arrivo, scusate. Ecco qua, ci serve del fil di ferro che sia spesso circa 1 millimetro, oppure anche uno stuzzicadente, oppure anche un chiodo, sempre circa spesso 1 millimetro. Questo qui ci serve perché con il fil di ferro andiamo a creare una specie di bastoncino sul quale dobbiamo arrotolare ogni singolo filo. Quindi molto, adesso non so se si riesce a far vedere bene, lo si prende, lo si gira attorno e si crea una specie di anella, così, una piccola anellina del diametro di circa 1 millimetro. Adesso vedo di abbassare l'amica telecamera. Allora, questo qui è il filo, lo si mette intorno al bastoncino un pochino più grosso, sempre di fil di ferro, e si ottiene un'anellina. Quindi adesso, in maniera molto paziente, bisogna prendere tutti i vari fili uno per uno e creare questo piccolo anellino, così, fare tutti i vari anellini. Bene, questi qua sono circa, direi, più di 50, meno di 100, e ci serviranno per fare tipo 2
grappoli, non di più. Adesso iniziamo e vi faccio vedere. Adesso iniziamo col fare l'uva, quella gialla, quella verde, ecco, quella chiara. E lo faremo utilizzando due diversi bagni, questo qui che è un pochino più diciamo naturale come colore, e quest'altro che lo terremo un pochino più acceso. Quindi per fare quello mettiamo un pochino di verde e una puntina di giallo e basta, perché metteremo in realtà poca cera e quindi se poi dopo esageriamo nel colore viene eccessivamente acceso. Quindi accendiamo due belle candeline. Queste sono fra le candeline meno performanti che ho mai trovato, però in realtà non è male che abbiano una fiammella piccola. Se si dovesse scaldare troppo la cera, basta allontanare un attimo il pentolino, fare raffreddare il tutto e poi rimetterlo sopra quando otteniamo poi la temperatura giusta. Ecco, vedete come questa qui ha un colore appunto più acceso e questa invece ha una tinta un pochino più naturale, un pochino più marroncina. Ora bisogna prendere un singolo filamento e lo si deve andare a immergere. Adesso, a seconda appunto della temperatura, vediamo di allontanarli un attimo in modo che si raffreddi il giusto e poi si attacchi meglio, perché se la cera è molto liquida tende a non fare lo strato o fare uno strato molto sottile. Quindi noi facciamo una serie di bagni, aspettiamo un secondo che si asciughi, poi lo facciamo un altro po' di là. E quindi adesso si va avanti così, immergendo ogni singolo acino in modo da ottenere acini che magari hanno sfumature un po' diverse. Bisogna intingere solo la puntina, non tutto il nostro filo, solo l'anellino, ecco, giusto un paio di millimetri è il risultato. Quindi adesso li passiamo un po' tutti e poi dopo cambiamo colore e andiamo a fare quelli per l'uva rossa, l'uva nera. Ecco fatto, questi qua sono i fili che ho ottenuto. Adesso li appoggio qui. Vedete che ho cercato di farli un pochino di colori diversi, usando i due bagni, alcuni sono un pochino più verdini, altri sono un pochino più giallini. Bene, adesso per fare quelli appunto viola o rossi o scuri, ho fatto due ciotolini, questo qui è un pochino più tinto e questo qui è un pochino più trasparente. E quindi anche adesso li andiamo a immergere in maniera alternata, dandogli un attimo il tempo di solidificarsi alla cera, a raffreddarsi un secondo in modo da poter fare più strati uno sopra l'altro. Quello un pochino più trasparente gli dà una tinta un pochino più biancastra, che è quella che magari c'è sulla buccia. Adesso ho ottenuto quelli viola e quelli verdi, giallini. Bisogna iniziare a comporre il nostro acino d'uva. Quindi facciamo tipo dei piccoli mazzetti, qua ne ho presi 4, e arrotoliamo il filo dietro, in modo che non li dobbiamo poi legare uno per uno, ma dopo uniremo i vari mazzetti. Quindi ne prendo altri, in questo caso sempre 4, e li metto vicini con le testine tutti vicine, come vedete, e arrotolo. La cosa più impegnativa e complicata sarà quella con la forma del grappolo di riuscire a coprire bene
quelli che sono i fili di rame che rimangono arancioni, ed è bene che si vedano poco, perché altrimenti dopo non è poi bello l'oggetto. Quindi si prosegue facendoli anche questi mazzetti con quelli più scuri, quelli viola. Adesso bisogna iniziare a cercare di comporre proprio la forma del grappolo, quindi a disporre tutti i nostri ciuffetti qui in modo che abbia la forma un po' triangolare. Ecco fatto, questo mi sembra che abbia la forma di un grappolo piuttosto accettabile, quindi andiamo a cercare di rotolare poi insieme tutti. Adesso passiamo a quelli viola e lavoriamo nella stessa maniera, appunto cercando di dare la forma ai nostri grappolini. Adesso bisogna andare a fare un po' il rametto che c'è intorno e sopra, diciamo, al nostro grappolo. Allora, per la prima cosa ho pensato che per mascherare il fil di ferro qua conviene andare direttamente con del colore acrilico marrone, in modo da fare in modo che non brilli e rendere appunto marrone qua la faccenda, così che questa intanto l'abbiamo risolta e non si vede. Bene, poi prendo un po' di Pardafix, che è un filo di metallo ricoperto della carta, colore naturale, ecco, che avete già visto in tanti altri progetti. E poi prendiamo un filo di ferro, quello che abbiamo usato prima, e andiamo a creare una spirale, che è il raspo dell'uva, come si chiama? Cioè quella cosa che c'ha l'uva, appunto. Molto bene, adesso appoggiamo un attimo da parte i nostri grappoli e andiamo a preparare le foglie. Allora, io ho trovato, accumulato e adesso possiedo questi bellissimi stampini, che sono degli stampini per sagomare la carta, e questi due qui sono veramente veramente piccoli. Adesso vi faccio vedere qua su un foglio come rendono. Questi fanno delle foglie di un paio di millimetri, vedete? Questi due qui fanno delle foglie appunto di un paio di millimetri, come vedete qua, e sono veramente veramente per un modellismo molto fine, mentre invece questi altri fanno delle foglie che sono un pochino più grandi, circa 8 mm, questa è 1,5 cm. Allora, di tutte queste foglie, quella che assomiglia di più alla foglia della vite ovviamente è questa, che sarebbe la foglia dell'acero. Li potete trovare su Amazon, ce n'è non troppa scelta, costano abbastanza, però sono tipo infiniti. Allora, ci serve, abbiamo detto, per fare le foglie della nostra vite, quindi piuttosto che farle su un foglio bianco, io ho pensato che prendo questo qui, che è un foglio da spedizione, tipo da imballaggio, che è leggermente già più rigido, e poi lo vado a colorare prima. Di che tinte lo coloro? Beh, pensando alla vite autunnale, lo andrò a colorare dal verde, il verdone, al rosso, all'arancione. Le foglie delle viti hanno dei colori anche abbastanza accesi, quindi adesso provo a fare appunto questo, e poi dopo si va con il nostro punzone a creare le foglie una volta che sono già colorate. Vedete, ho ottenuto qua, ho fatto solo il bordino,
e l'ho fatto un po' anche dietro con un po' meno cura, ma giusto perché una volta che abbiamo fatto la foglia ci sia anche il dietro. L'acrilico è leggermente lucido, che per delle foglie autunnali non mi dispiace. Adesso lascio che si asciughi bene in modo che quando lo vado poi a stampigliare sia bello rigido e un pochino più tipo cartoncino. Al momento è un po' umidino. Ecco fatto, dovrebbe essere tutto abbastanza asciutto e quindi adesso posso andare a vedere se viene. Ecco fatto, questa è una rossiccia. Ok, ho ottenuto quindi foglie di tinte un po' diverse, dall'arancione al giallo al rosso, al verde anche qualcosina. Intanto non possiamo usare la colla a caldo per fare i nostri, per comporre tutto il pezzo. Quindi o si usa il Vinavil, che però ci mette parecchio tempo ad asciugarsi, oppure della colla tipo Attack o da modellismo. Questa qui è 5-10 secondi. Allora, qui abbiamo da metterci uno di questi cosini che abbiamo arrotolato, le foglie, e poi io ho pensato che poteva starci bene un pezzettino di un bastoncino. Quindi adesso prendo qua un pezzetto di pacchetto, così, glielo mettiamo tipo così, e quindi adesso andiamo a incollare cerchiamo ad aggiungere appunto qualche foglia. E questa è la nostra uva. Sono piuttosto soddisfatto del risultato, penso sia venuta abbastanza bene e ovviamente si può migliorare, ma già così mi sembra di essere migliorato molto. Adesso la mettiamo a confronto con quella che avevo già realizzato. L'uva bianca è proprio un altro mondo, qua avevo sbagliato proprio la tinta, era troppo fluo, ma anche quella rossa la differenza mi sembra decisa. Quindi vedete anche voi che non è che si nasce imparati, ma a forza di provare si sperimentano nuove tecniche e si ottengono risultati migliori. Bene, e anche con questo per oggi è tutto, noi ci vediamo alla prossima idea creativa. Ciao!